mister, un ottimo modo per festeggiare il compleanno del presidente, una bella vittoria, poi sono arrivati risultati favorevoli anche dagli altri campi, il che non guasta, però concentriamoci su questa partita molto bene, soprattutto al primo tempo. Sì, era una partita molto insidiosa e noi arrivavamo da una settimana di stop, siamo cercati di ripartire subito forte con quello che avevamo lasciato dopo la partita di Piacenza e devo dire che i ragazzi hanno veramente fatto un primo tempo di alta qualità, di grande sacrificio, di grande pressione in tutte le zone del campo, abbiamo creato dei presupposti per andare in vantaggio, ci siamo riusciti anche magari per un infortunio del difensore avversario, però devo dire che abbiamo gestito molto bene la gara, ci tenevamo ancora di più oggi sia per la classifica che appunto per cercare di fare un regalo al prezzo. Ho avuto grandi difficoltà a cambiare il ritmo, a vincere di 1 contro 1, a creare superiorità numerica contro una squadra che a quel punto si difendeva e basta, chiaramente complice anche l'inferiorità numerica, per cui ha chiuso ulteriormente gli spazi difensivi e non abbiamo trovato l'opportunità nemmeno per la conclusione. Come ha visto la Pro Palazzolo? Lei ha visto anche altri concorrenti per la vetta della classifica. Come le metterebbe, diciamo, lei in un'ipotetica graduatoria? Dovrei pensare di più ai fatti miei piuttosto che a quelli della Pro Palazzolo, francamente. Devo dire che comunque tra le squadre affrontate è sicuramente una delle squadre che se la può giocare fino in fondo, perché comunque è una squadra di ottima qualità. Cosa chiederà ai suoi giocatori per le prossime partite da qui alla fine della stagione? Ma il nostro calendario è difficile, come però è difficile quello degli altri, perché chi per i playoff, chi perché vuol vincere, chi perché non vuole retrocedere, è complicato per tutti. Se guardi in casa nostra, domenica abbiamo subito un derby con Legnano che chiaramente dobbiamo provare a vincere, nel caso riuscissimo sarebbe un bel passo avanti, ecco, però la strada è ancora lunga e dobbiamo stare tranquilli. Diciamo che oggi dal punto di vista agonistico la squadra mi ha soddisfatto, non è mancata nell'attenzione in taluni particolari, questo sì.